Chi ha delle responsabilità deve in qualche modo pagare rispetto a quanto ha commesso, perché lì è evidente che c'è stata una mala gestio ed è evidente che non è possibile che chi ha fatto quella mala gestio cada in piedi e invece tanti piccoli risparmiatori, tanti lavoratori ne stiano pagando pesanti conseguenze. Io penso che un risarcimento anche attraverso giustizia fatta rispetto a Consoli sia necessario per il territorio, per i risparmiatori e per i lavoratori. Noi auspichiamo che la magistratura vada fino in fondo e tutti quelli che hanno accumulato ricchezza fregando i cittadini, i pensionati, vengano, come si dice, messi alla sbarra e tutto quello che hanno accumulato illecitamente sia redistribuito il prima possibile, perché così si può dare fiducia ai risparmiatori. Io spero invece che sia l'inizio di un processo che da lui parta per capire quali sono le responsabilità di tutti i gradi. Chi ha poca responsabilità deve pagare per la poca responsabilità che ha, ma chi ha alte responsabilità deve pagare per le alte responsabilità che ha avuto rispetto a questo processo. Che si inizi così e non ci si fermi lì. Non abbiamo bisogno di processi mediatici, abbiamo bisogno di giustizia, che la gente capisca che si fa sul serio, altrimenti la fiducia non si ricostruisce.